Buongiorno Milano da Palazzo Marino. Alcune riflessioni prima della riapertura del 4 maggio. La prima è proprio relativa al 4 maggio. Guardate, questa non è una partita in cui c'è un primo tempo e un secondo tempo. Ci saranno altri tempi. Poi ci sarà il 18 maggio e poi probabilmente ci sarà una gestione a stop and go. Quindi domani non cambia il mondo. Certamente la nostra attenzione deve cambiare e il nostro comportamento deve adattarsi a quello che ci viene chiesto. La seconda riflessione è di nuovo sul comportamento e sui controlli. Stamattina ho visto su un quotidiano la foto, l'avevo già vista ieri sui social, di un mezzo sostitutivo di ATM, sostitutivo della metro, 5 di mattina di sabato, troppo affollato. È vero, era troppo affollato di gente che alle 5 di mattina del sabato va a lavorare. Come in tanti di voi mi dicono: sindaco, fai controllare quella strada, fai controllare quel parco. Ora, noi cercheremo di fare il possibile e ieri ne ho discusso a lungo, per esempio, col prefetto, in quanto rappresentante del Ministero degli Interni a Milano e quindi delle forze di polizia che si affiancano ai nostri vigili. Ma questa è una partita in cui il comportamento vale 90 e il controllo vale 10. Questa è la realtà. Chi vi dice una cosa diversa vi racconta balle. Anche perché riflettiamo su cosa è Milano. Milano è una città con 1.400.000 abitanti e un altro milione di persone che quotidianamente, in condizioni normali, entrano in città. È una città con 1.700 chilometri di strada, 25 milioni di metri quadri di verde, e poi se mettiamo insieme le carrozze della metropolitana, i tram e gli autobus, a proposito di trasporto pubblico, facciamo 3.000 mezzi potenzialmente da controllare. Guardate, riflettiamo un attimo su quali sono i modelli che oggi abbiamo visto nel mondo. Agli antipodi c'è il modello cinese e il modello svedese. Il modello cinese è un modello di controllo serrato, deciso del comportamento sociale. Il modello svedese è un modello invece dove si può lavorare su un sistema sociale e su un comportamento molto più evoluto del nostro, ma l'Italia rappresenta una terza via molto interessante. E io vi dico che stiamo raccogliendo il plauso dal mondo, ma credeteci, ma insomma, chi l'avrebbe detto qualche mese fa che noi saremmo riusciti a rinunciare a tutto quello a cui abbiamo rinunciato con ordine in questi mesi? È un modello fatto di rispetto delle regole, a volte di un po' di creatività, di solidarietà, ma sta funzionando e io continuerò a ringraziare i milanesi per quello che stanno facendo e continuerò a credere nell'atteggiamento dei milanesi. Infine, l'ultimo consiglio è relativo alle mascherine. Io sono molto in giro per la città, per lavoro. Certo, la maggior parte le usano, è bene, però permettetemi di dire, ne vedo ancora troppi che fumano e la abbassano, che telefonano e la abbassano, che la tengono sotto il naso e gli dà fastidio, che corrono e non ce l'hanno. Ecco, la mascherina è il nostro principale strumento per difenderci da questo virus. Buona domenica a tutti voi.